stato appena convocato e anche nello stesso pallone liscido costringono alla prudenza i portieri. Polster, gli si apre un bello spazio sulla sinistra, Polster va al tiro, gol da parte del Torino, c'è forse una deviazione in autogol, il pallone era stato servito verso Gritti, cerca lo spazio per il cross, Rossi lo effettua, palla che viene a Comi, il tiro di Comi, gol, il Torino ha raddoppiato, ha segnato Comi, 34esimo e 50 del primo tempo, il Torino ha raddoppiato e adesso siamo in perfetta. Fusi è libero, Vierkovod controlla la seconda punta che è Bresciani e Paganin controlla Polster. Sereso, doppio rimpallo, poi recupera lui stesso la palla mettendo un bel pallone al centro, aggancia Salzano, gol di Salzano, gran sinistro a volo di Salzano, ha indovinato un tiro spettacolare ed è un gol che potrebbe valere la Coppa Italia.